C'è un modo, appiena come lo mangiano il cannolo. Dove si inizia? Dal centro, da guarda dove? Credo che mi sia questo. Questo è il nostro laboratorio, lui è il nostro maestro pasticcere, sta facendo la sfoglia del cannolo che ora Ricky vi spiega come si fa. Di dove sei? Dall'Albania, 24 anni che sono qua praticamente. In Albania si fanno i cannoli. No, la ricotta con zucchero no. Lo usano con l'olio, sale. Ma quando vengono qua gli albanesi piace il cannolo? Vengono sempre di Albania, di Kosovo. Il mio maestro che c'era prima, che adesso è in pensione, mi ha insegnato a fare tutte queste cose. Qua stiamo impastando. Farina, strutto, uova, eccetera. Quindi adesso tu cosa fai? La pasta, poi lo mettiamo qua, lo stiriamo e tagliamo poi. Qual è l'ingrediente segreto di questo cannolo vostro? Che si è fatto con una ricetta antica però. Tutti hanno detto il segreto. No, perché questa è una ricetta che ha tramandato nostra nonna, la nonna Francesca, perché era la nostra pasticcera degli anni passati e quindi giustamente rimane un segreto. Ma chi l'ha detto prima di tutti? Cioè, chi l'ha tramandata? Al nostro pasticcere che c'era prima di Ricky, e Ricky non dirà. Ma tu lo sai qual è il segreto, non è che alla fine fai così e poi non lo sai neanche tu. Ma non, diciamo il segreto non lo saprai voi- mai. Io mi fido che secondo me lo sa solo Riccardo. È probabilmente un segreto, poi alla fine adesso assaggerete il cannolo e vedrete che comunque è davvero un cannolo speciale.